Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Una nuova colazione questa mattina insieme a Sport di Più, ovviamente, ma insieme ad un gradito ospite, Riccardo Canovai. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Alberto, grazie dell'invito. No, grazie a te per essere qui. Allora, tu sei titolare della Black and White Studio TV, ma questa mattina ti voglio intervistare in veste del presidente della SAS Verona, che è una società che organizza un evento a cui io ci tengo molto a raccontarlo e a presentarlo, che è questo Sportability Inclusion Game, un evento che si svolgerà a Verona il 15 dicembre prossimo. Allora, Riccardo, intanto spiegaci un attimino di cosa si tratta. Ma allora, Sportability nasce un po' per la volontà di riuscire fondamentalmente ad unire il mondo della disabilità sportiva con l'abilità sportiva, dunque far conoscere di fatto persone abili quello che è il mondo dello sport con disabilità, dunque un mondo che noi possiamo di fatto immaginarci, no? Perché immagino che tutti quanti possiamo immaginarcelo, ma che di fatto se ci ritroviamo poi nel concreto ad operare in questo, probabilmente anche io non sarei in grado, nel senso che mi sono sempre domandato, esempio, come si gioca a sit-in volley, mi sono sempre domandato come si gioca a baskin, no? Cioè sono degli spunti e dei punti che andavano di fatto uniti per forza e che pre-feste natalizie, perché poi effettivamente il 15 dicembre è molto vicino alla festività di Natale, potesse, diciamo, unire un po' quello che è lo sport provinciale, no? Attorno alla nostra città che si unisse sostanzialmente a favore dell'inclusione, no? Dunque, includere noi abili con persone disabili, dunque far sì che si unisse questo mondo a favore dello sport e a favore che ci si potesse conoscere di più, no? Un modo per stare insieme, un modo per divertirsi, un modo per fare relazioni, un modo per fare coesione e soprattutto, chi lo sa mai, insomma, un modo per creare un dipartimento magari, no? Un distretto, capito? Dunque un modo insomma per riuscire a dare aria e voce allo sport con disabilità. Io sono presidente, come dicevi tu, di una società sportiva che applica per il 90% attività legate al mondo pallavolistico, che parte da un settore giovanile, arriva una prima squadra legata al mondo della Federazione Italiana Pallavolo, ma di fatto insomma non abbiamo sport con inclusività, che non vuol dire è un male, attenzione, perché poi se no si accusa dicendo ah, chi non ha è un male. No, è che però non è facile, insomma, bisogna essere in grado ovviamente di sostenere un'attività come questa, che non vuol dire sostenerla in termini economici, ma vuol dire sostenerla in termini pratici, no? E bisogna avere gli spazi adatti, bisogna avere la possibilità e la capacità, ecco, di potersi adattare a questo mondo qua, noi per loro e loro di fatto, insomma, per noi, ecco. Però, ripeto, l'interesse era proprio quello di riuscire a fare inclusione, cercare insomma di creare coesione nel mondo dello sport. Allora, intanto ti faccio i complimenti per l'idea, per l'iniziativa. Non è, come dici tu, facile affrontare queste tematiche, non perché siano tabù, perché insomma, negli ultimi 20 anni insomma, è cambiato l'atteggiamento nei confronti del mondo dello sport paralimpico, ma perché ci sono tante dinamiche da seguire, da incastrare e non sono facili, ma ne parliamo più tardi, cioè subito dopo a questa domanda che ti voglio fare. È un attimino il programma di questa giornata. È tutto in un giorno, fondamentalmente il giorno 15 dicembre, e dove si svolgerà? Facciamo un po' di timing e dopo andiamo un po' più sullo specifico. Allora, molto velocemente, 15 dicembre dalle 10 alle 19 presso le palestre Solinas, sono delle palestre scolastiche che ci sono all'interno della terza circoscrizione che collabora e sostiene insomma questo progetto, l'iniziativa di poter lanciare, no, il mondo dello sport con disabilità e che di fatto insomma si svolge fondamentalmente al Savate. Questa è un Mm. po' la zona di competenza. La giornata non ha, diciamo, un preciso calendario, ovvero che inizia dalle 10 con un timing precisamente adattato alla partita di Baskin, ovvero sarà così di fatto, dalle 10 a mezzogiorno circa sarà una partita di Baskin, ma
diciamo in maniera consecutiva durante tutto l'arco della giornata c'è la possibilità di applicare attività, dunque vengono fatte partite e esibizioni di modo che insomma ci sia l'opportunità nell'arco di queste ore di riuscire insomma a raggiungere un po' gli interessi di tutti quanti, dunque ospitare anche quelle che sono realtà associative al di fuori del calcio o al di fuori della pallavolo, al di fuori del basket, al di fuori, diciamo in generale dell'attività sportiva, a venire proprio a provare, dunque associazioni di disabili che possono venire durante la giornata ad attivarsi, insomma, e vedere come si può giocare a basket, come si può giocare a pallavolo, come si può giocare a calcio. Ecco, diciamo, non abbiamo scelto di fare uno schema ben preciso proprio per riuscire a dare la possibilità un po' a tutti di adattarsi a questa giornata. Insomma, è proprio quello che dovrebbero fare le istituzioni sportive, quindi fare la promozione e andare a sollecitare chi magari per una serie di motivi non ha il coraggio, non ha la voglia, non ha l'attenzione verso lo sport paralimpico, di uscire di casa e di provare. Insomma, parlavamo qualche giorno fa quando ci siamo sentiti che sì, chi pratica ormai il suo percorso l'ha attivato, ma quello che manca proprio è qualcuno che vada a bussare alla porta di chi ha disabilità e dica dai, per stare meglio vieni a provare lo sport. E il 90 su 100, anche per quello che ho potuto constatare anch'io, insomma, ho seguito e seguo questo mondo, insomma, chi esce di casa e trova una dinamica coinvolgente poi entra nel mondo dello sport e ha una ripercussione positiva sulla sua vita e sulla vita dei familiari. Attenzione, perché anche questo è molto importante. E, insomma, io penso che iniziative come le tue dovrebbero tanto esserci di più e soprattutto dovrebbero avere un'attenzione maggiore da parte di chi a livello istituzionale fa questo tipo di iniziativa. La tua è un'iniziativa proprio privata, tua, parte da una tua idea, Sì, corretto? parte, mi collego a quello che stavi dicendo, stavo già andando avanti, ma torno un passo indietro su quello che dicevi. Sono d'accordo, nel senso che non mi voglio dilungare, non voglio insomma aggiungere acqua di fatto alla tela o al brodo insomma, per farla bollire, però diciamo che la sostanza reale è che mi aspettavo molta più disponibilità, ecco, molto più interesse, molta più volontà di dire sì, ci siamo, no? E sorprendentemente, insomma, è stato un po' il contrario, no? Nel senso che questo non ha complicato di fatto la faccenda su tanti aspetti, ma diciamo ha reso fondamentalmente la situazione più complessa rispetto a quello che poteva essere, ecco. Però diciamo che noi con la forza insomma di volontà siamo riusciti fondamentalmente a costruire un qualcosa che comunque insomma darà una resa importante, no? Mi volevo collegare al fatto insomma che fa del bene, fa benissimo, no? Del bene, fa benissimo, perché io credo insomma che anche per me stesso, no? Io penso, e sono presidente di questa associazione sportiva, faccio il preparatore dei portieri in una squadra di calcio e gioco lunedì sera a padel. E penso anche semplicemente come ieri sera che sono andato a fare allenamento a calcio, è un momento di vissuto importante, no? Perché non è solamente la questione di dire vado in campo per allenare e preparare i miei portieri, ma è una situazione che mi consente il più possibile di riuscire a costruire un rapporto di legame con i miei portieri, ma con la squadra in generale, perché post allenamento ci si ferma e si mangia tutti quanti insieme. Dunque il collegamento è facciamo fare attività a questi ragazzi, diamo la possibilità a questi ragazzi, includiamoli nelle nostre giornate, includiamoli nella nostra vita, perché credo sia fondamentale, no? Io vengo da una famiglia con un parente disabile, mio nonno, non volutamente, ahimè, per sfortuna, Mm. fondamentalmente diciamo così, però che di fatto abbiamo un po' vissuto, ecco cosa significa avere una persona con disabilità a casa e che se gli dai le possibilità di stare bene lo percepiscono, anche se fanno, nei casi insomma di mio nonno era molto difficile che lo capisse, ma lo capiva e lo percepiva comunque. Dunque, diciamo, io penso insomma che se ci fosse anche da parte, no, delle grandi istituzioni più volontà di dire apriamoci, no? Anche su parole che ho sentito che a me non è che siano piaciute molto, ma apriamoci, diamo la possibilità, credo che questo nel concreto dia grandi possibilità. Ecco.
Sul fatto dell'iniziativa, sì, è nata da una nostra idea, devo dire, insomma, ovviamente in collaborazione con un consigliere della circoscrizione che si lega al mondo dello sport, è una persona che stimo, una persona che ammiro, che con piacere, insomma, abbiamo condiviso questo obiettivo, no? Si voleva da tempo, devo dire, da quando... Io sono un giovane presidente, perché sono presidente Lo dell'anno so che sei scorso. giovane, sono io che sono vecchio, tu sei giovane. No, ma sono presidente dell'anno scorso, dunque in realtà molto Però, giovane e giovane d'età. E volevo, insomma, fare un qualcosa già l'anno scorso, però io, sai, mi conosci, sono un po' vulcanico nel mondo del lavoro e gli obiettivi riesco a raggiungerli, però non sempre nella eh, passione o nel volontariato riesci a farlo, no? eh, E dunque ci è voluto un po', ma ce l'abbiamo fatta, ecco, ci è arrivati, insomma, al 15 di dicembre. l'importante è arrivare, insomma, il progetto è nato, si è evoluto, ha scavalcato qualche ostacolo, però il 15 dicembre ci sarà. Poi una considerazione che poi faccio spesso, quando si fa sport inclusivo, no? Tu hai detto prima, capire cosa significa fare il basket in carrozzina, cosa significa fare sitting volley, cosa significa provare delle esperienze da normo a disabile. E la cosa bella è che le cose poi si rovesciano completamente. Nel momento in cui il normo prova uno sport adattato, automaticamente diventa lui il disabile e quindi questo è proprio un momento di uguaglianza totale. Per quello che, come ti dicevo prima, questi eventi dovrebbero essere sviluppati con molta più frequenza e soprattutto, secondo me, nelle scuole, perché nelle scuole poi c'è il terreno fertile per far crescere una mentalità sempre più inclusiva. Molte volte, insomma, lo sai anche tu come no, ci si riempie la bocca di inclusività solamente in certe occasioni, quando fa bene alla coscienza, quando fa bene al manifesto, ma poi dopo magari la continuità non si dà. Ecco, fare un progetto, non c'è mica mai pensato di fare un progetto itinerante nelle scuole. Allora, Te la butto lì, eh? se mi conosci, io sono molto vulcanico e a me ci sono tante cose che farebbe piacere fare. Una di quelle è quello che hai appena detto, nel senso che cioè il nostro obiettivo poi sportivo, inteso da associazione, è quello di fare un progetto scuole, no? Progetto scuole significa portare il mondo, in questo caso per noi della pallavolo, che ti ripeto è per il 90% insomma, la nostra attività principale, a conoscenza insomma di tutte le persone, no? Però questo farlo a favore anche del mondo dello sport con disabilità per arrivare all'obiettivo di far conoscere meglio ovviamente che cosa significa, questo secondo me è molto importante ed è un obiettivo che ci stiamo ponendo passo dopo passo. Adesso stiamo in fatalità, cade a fagiolo questa cosa, stiamo organizzando un'attività di conoscenza del mondo della pallavolo in ambito scolastico. La mia volontà era proprio quella di portare una squadra di sitting volley con noi in queste ore che abbiamo a disposizione all'interno di questo istituto scolastico, che è una cosa che mi piace tanto perché permette anche ai giovani ragazzi di avvicinarsi, no, alle persone. Oggi siamo abituati purtroppo tutti quanti a questo strumento, che è uno strumento secondo me che benché probabilmente io e te che ci occupiamo di media utilizziamo tutti i giorni e spingiamo le persone a utilizzarlo, nella giovane età lo sta un po', come possiamo dire, forse sfruttando in maniera eccessiva, no? E dunque sono pressoché tutti concentrati su questo schermo di 6-7 pollici, ma non vedono quello che c'è attorno, no? E non vedere quello che c'è attorno probabilmente toglie anche la capacità e la conoscenza di condividere, no? E che io ho visto nel momento in cui noi occupandoci, come sai bene, di media e di intrattenimento, quando abbiamo avuto modo di riportare le persone in piazza, coinvolgendole in alcune attività, ha reso queste persone veramente contente e soddisfatte di farlo, no? Giovani persone, non troppo giovani, non adolescenti, ma medio adulte, le quali però sono uscite da quel momento in cui ci ricordiamo tutti quanti di pandemia, che quando si sono trovate approcciate, no, all'altra persona ha suscitato in loro un interesse molto alto, dunque il telefono se lo sono scordate per 8 ore, capito? E Sì. questo
È molto bello, io noto, per dire, poi chiudo, ma ci tengo a dire questa cosa, noto spesso io vado un po' in incognito in palestra, no? Nel senso che non avviso mai nessuno, non avviso mai quando vado a vedere le partite, non avviso mai quando vado a vedere gli allenamenti, perché non mi piace che loro soffrano la tensione del presidente che arriva, non mi piace il fatto che insomma sappiano che se arriva il presidente ci deve essere il compito a casa fatto, no? Certo. È giusto vedere quello che succede sul momento. E ho notato che se ci sono dei, come possiamo dire, buoni conduttori di vita, che sono in questo caso per noi gli allenatori, si riesce a far sì che per quelle ore di allenamento lo strumento tecnologico non viene neanche considerato. Per esempio, noi nelle nostre palestre, dopo, sai, io vengo dal mondo del calcio che è tutto un altro mondo, è molto rigido, è molto Sì. impostato, il mondo del pallavolo è già completamente diverso, però i nostri allenatori pretendono che i telefoni vengano lasciati all'interno di una cassetta e non c'è la possibilità neanche quando vai a bere l'acqua di guardare il telefono. Questo perché devono viversi il momento. E che Ah, non sì. vuol dire ovviamente costringerli a fare per forza un'unica cosa, ma vuol dire fargli capire che è importante condividere il momento in cui si trovano, no? E questo secondo me, fatto e sviluppato con giovani ragazzi insieme a un'attività destinata al mondo dei disabili, amplifica notevolmente l'interesse, senza Ah, ombra sì. di dubbio. Ah, sì. Io le chiamo sempre queste occasioni, sono delle vere e proprie secchiate di acqua fredda che ti riportano alla realtà e, insomma, sono convinto che ci servano a tutti, non solo ai giovani, servono anche a noi adulti che tante volte demandiamo, appunto, come dicevi tu, a questi demandiamo quello che può essere, non dico l'istruzione, ma il momento, beh, to il cellulare, stai lì un attimo che intanto io faccio dell'altro. Ecco, dobbiamo anche noi ritornare ad essere quegli educatori, quelle figure di riferimento e lo sport, come hai detto benissimo tu, è quel momento di incontro, uno dei migliori momenti di incontro tra adulti, istruttori, allenatori, come voi, e giovani e sportivi. Quindi io ti auguro, Riccardo, innanzitutto che Sportability Inclusion Games del 15 dicembre vada bene, nel senso che solleciti e stuzzichi l'attenzione di chi di dovere. E poi, insomma, nel nostro piccolo, lo sai, te l'ho detto, anche se con qualche attimo di ritardo, insomma, se possiamo essere disponibili, Sport di più è a disposizione. Quindi complimenti ancora, verremo a fare un salto il 15 dicembre e vedere quello che sei riuscito a mettere in piedi. Grazie Alberto, sono contento, mi fa molto piacere e ti ringrazio insomma, per essere vicino a questa iniziativa perché non per tutti è scontato esserci, no? A volte arriva il comunicato stampa che noi nel quotidiano per tutti i nostri clienti facciamo e dunque è un foglio di carta che arriva in redazione, Sì. che non è più un foglio di carta in realtà, perché è un foglio digitale che arriva in redazione e che viene visto e se piace viene scritto e se no buonanotte abbandonato. Questi temi secondo me sono molto importanti, ma non sono importanti solo per appunto un comunicato stampa che arriva, ma sono importanti per dei rapporti di amicizia che possono nascere, che sono nati nel tempo e che si vogliono avvicinare, come te nel tuo caso, a sostenere un'iniziativa così. Dunque, Sport di più è veramente stato per noi in questo momento un ponte di lancio, anche grazie a questa intervista che stiamo facendo questa mattina, per poter insomma parlare di sportability, perché ripeto, ci vuole sensibilità. Ecco, questo è un po', secondo me, la parola chiave su tutto. E allora, sotto lo striscione sensibilità, allora andiamo avanti insieme con questo progetto. Ti ringrazio ancora Riccardo Canovai, presidente di Verona SAS. Ricordo, 15 dicembre, Sportability Inclusion Game, zona Saval. Buoni ultimi preparativi e poi ci vediamo il 15 dicembre. Grazie mille Riccardo. Grazie a te, Alberto.